Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Giornata rovente nella nostra regione, l'anticiclone africano Caronte infiamma l'isola con temperature fino a 43 gradi. A Palermo oggi bollino rosso, arancione domani a Catania. Crisi idrica da lunedì, acqua razionata anche a Palermo, ricominciano pure i blackout elettrici, proteste delle associazioni da tutta la Sicilia, la regione intervenga più rapidamente. L'emergenza ceneri a Catania, dopo l'ordinanza del sindaco trentino per rimuovere la sabbia dell'Etna, il medico raccomanda chi ha problemi respiratori indossi la mascherina, ma a Picanello le bancarelle sono ancora montate sulla cenere. A Mazzara del Vallo perquisizione dei rossi in un residence alla ricerca di un nuovo rifugio di Messina Denaro e di altri segreti del boss rimasto latitante per 30 anni. L'Europarlamento, in attesa del voto per la von der Leyen, stanzia 25 milioni per il completamento della rete dei treni sul ponte di Messina. Soddisfatta la Lega, la sinistra parla di bluff. Da Strasburgo le ultime dal nostro inviato. A Messina la tassa sui rifiuti diminuisce, anche di un terzo sono i risultati della raccolta differenziata e soprattutto della lotta agli evasori. Al Taormina Film Festival protagonisti l'amore e gli innamorati come eroi moderni. Nell'anteprima mondiale del film L'invenzione di noi due, la Sicilia sempre presente con un docufilm sulla storia del quotidiano L'Ora di Palermo. Calciomercato per la difesa, al Palermo manca un terzino sinistro, D'Andrea al Catania, manca solo la firma, ma i rossazzurri corteggiano anche Davide Merola. Domenica, primo test per gli etnei contro l'Assisi. Il volto sorridente di Paolo Borsellino viene proiettato fino a giovedì nel cortile Macheda, al Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano. Numerose le commemorazioni a Palermo per l'anniversario, il 19, della strage di Via D'Amelio. Venerdì alle 16:58, l'ora del sanguinoso boato, si terrà un minuto di silenzio nel luogo dell'eccidio. E adesso le notizie di oggi. L'anticiclone africano arroventa la Sicilia, Palermo da bollino rosso, in alcune zone dell'isola anche picchi di 43 gradi. Marco Gullà. Caldo, afa, umidità, la peggiore combo in questo periodo di metà luglio. Temperature che in alcuni centri toccheranno anche i 40 gradi, con bollino rosso a Palermo e giallo a Catania e Messina. Il tutto sotto un sole cocente. L'anticiclone africano imperversa sulla nostra isola. Questa probabilmente, secondo gli esperti, sarà la settimana più calda dell'estate 2024, con picchi oltre i 40 gradi. Bollino rosso, cosa vi chiedono principalmente i turisti? La granita con tè al limone si rinfrescano, e poi del gelato con le brioche, diciamo cose rinfrescanti, perché con questa allerta meteo proprio siamo accaldati da morire. Secondo gli esperti, Caronte diventerà sempre più potente con la colonnina di mercurio che insistentemente continuerà a salire, mantenendosi di giorno sempre sopra i 34-37 gradi su tante città, con picchi addirittura di 42-43 gradi sulle zone interne della Sicilia. E allora il rimedio non può che essere bere tanta acqua. Sì, diciamo di sì, poi poca ombra, per cui tanto caldo. Gli altri quali sono? Gli altri metodi quali sono? Stare all'ombra, ma l'albero non c'è, alberi non ci sono, quindi stiamo a casa, con aria condizionata, con i piedi dentro la vasca e basta. E allora scappate a casa? Sì, stiamo proprio andando là, grazie. Ma attenzione, perché questo turista australiano la pensa diversamente rispetto alla maggioranza. Sì, è vero caldo. In Australia Non fa freddo. Non fa freddo in Australia. meglio il caldo o il freddo? Caldo per me. E allora sei nella regione giusta.
Vabbè, contento lui. Intanto la crisi idrica approda anche nel capoluogo siciliano dopo aver devastato le campagne. Da lunedì a Palermo scatterà il razionamento dell'acqua e, come non bastasse, ricominciano anche i blackout elettrici, proteste dalle associazioni di categoria di tutta la Sicilia. Siano più rapidi gli interventi della Regione. Maglio Viola. Acqua razionata anche nella città di Palermo da lunedì. Lo annuncia l'AMAP, l'acquedotto palermitano, una notizia che fa ripiombare la città negli anni '80, quelli della grande sete. Non è ancora noto come sarà razionato il prezioso liquido e c'è grande attesa per conoscere il piano che uscirà dal tavolo di crisi di domani. Come se non bastasse, arrivano anche i blackout elettrici. Da ieri pomeriggio un ampio tratto della centralissima via Libertà fino a via San Polo è rimasto senza corrente elettrica per un guasto fino a notte fonda. Notte dunque di super lavoro per i vigili del fuoco e migliaia di famiglie senza luce, senza aria condizionata e anche senza acqua, semafori spenti e grande rischio in strada. Ma quel che approda in città per quanto riguarda i disagi è soltanto una minima parte di quel che avviene nelle campagne. Fra Enna e Caltanissetta acqua potabile nelle case dei paesi interni anche ogni 3 giorni, nelle campagne del Trapanese e dell'Agrigentino acqua reflua per irrigare, nelle campagne della Sicilia centro-orientale adesso esplode anche l'allarme cinghiali che, non trovando cibo a causa della siccità, saccheggiano interi campi coltivati. Per le associazioni di categoria la Regione sta facendo poco e troppo lentamente, bisogna accelerare e coordinare gli interventi. La situazione della siccità purtroppo giorno per giorno continua a peggiorare. Vediamo ovviamente, dopo quelli che sono stati i danni che ci sono stati nei comparti zootecnico e cerealicolo, anche altri comparti in grossa difficoltà. Sicuramente c'è da affrontare il problema, da affrontarlo un po' come era stato ragionato insieme al governo regionale, con dei tavoli che possano gestire le poche risorse disponibili e metterle a disposizione di quegli agricoltori che ne hanno ovviamente più necessità. È un lavoro di giorno per giorno che siamo pronti ad affrontare insieme alla Regione siciliana. Manca infine l'acqua anche nei processi produttivi, nelle aree industriali e in quelle artigiane, un problema non da poco per l'intero sistema produttivo dell'isola, già non in grande salute. A Catania invece domina l'emergenza cenere, dopo che il sindaco trentino ha emanato un'ordinanza per rimuovere entro 20 giorni la sabbia nera dell'Etna a tutela della salute dei cittadini. L'esperto proclama che le persone con problemi respiratori devono indossare la mascherina. Giusy Lazzara. Sono invisibili ma altamente irritanti. Ci risiamo anche questa volta, respiriamo le polveri sottili nella cenere vulcanica dell'Etna. La preoccupazione sale per la presenza dell'aria grigia, che ha anche ripercussioni sulla salute, soprattutto per chi soffre di patologie respiratorie. E chi ha l'asma, la broncopneumopatia cronico ostruttiva, tra tutte quelle più comuni anche, indossare la mascherina se si sta ovviando al problema della pulizia del balcone o delle zone antistanti le abitazioni, quindi per evitare che appunto il fattore irritante possa penetrare nei polmoni. Deve prestare comunque attenzione anche chi non ha problemi polmonari. La cenere vulcanica ha delle composizioni appunto a base di silicio, quindi di cristalli, che possono depositarsi chiaramente nelle vie respiratorie e fungono chiaramente da irritanti, proprio perché sono delle particelle sottili, piccole, possono fungere da fattore scatenante per una riacutizzazione della sintomatologia respiratoria. È una corsa contro il tempo anche per l'amministrazione comunale di Catania, con il sindaco trentino allarmato per l'elevato livello di polveri sottili nell'aria in alcune zone della città. L'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, ha rilevato il 50% in più di queste polveri. Così Trentino ha emanato un'ordinanza con la Protezione Civile a tutela della salute dei residenti per rimuovere entro 20 giorni la cenere stimata in 4.000 tonnellate. Già rimosse 350 tonnellate di sabbia nera con lo spazzamento meccanico e manuale. Ma a Picanello le bancarelle del mercato sono ancora montate sulla cenere, nessun controllo neanche dei vigili, e non va meglio al campo scuola, dove allenarsi diventa un pericolo. Tonino De Mana. L'Etna visto da Picanello, con l'azzurro del cielo a fare da sfondo, la cenere dell'Etna a terra, al campo scuola e al mercato rionale. Sono le facce della stessa medaglia, da un lato la bellezza, dall'altro il disagio e la preoccupazione di convivere con la sabbia vulcanica che ricopre ogni cosa, dà fastidio agli occhi e si infiltra nei polmoni. Sapevo di trovare la terra e ho dovuto scopare a terra. E l'ha trovata?
l'ho trovata e come se l'ho trovata. I vigili urbani non si vedono, siamo abbandonati a noi stessi. Bancarelle montate sulla cenere, operatori che di buon mattino sono costretti a ripulire il proprio spazio di pertinenza, eppure pagano la concessione perché da queste parti non si è visto nessuno, vigili urbani compresi. È devastante, capisco che la terra è stata troppa, ne è caduta in quantità sproporzionata. Aiutateci comune o chi si interessa di queste cose, per favore. Dopo 20 giorni ancora la piazza è piena di terra. Lei lo sa che c'è un pericolo invisibile? Sì, è la terra dell'Etna. I furgoni quasi nascondono il campo scuola, ma basta varcare il cancello della struttura sportiva per sentire un altro coro di protesta. Lei vedendo il campo pensa che ci possiamo allenare? Per poco in una curva mi fratturavo la gamba. E abbiamo tolto diverse carriole, diciamo una ventina, 30 carriole di terra. È stato più faticoso raccogliere la cenere o fare un giro di campo sotto il sole? Ma sicuramente togliere la cenere è stato molto faticoso. In centro qualcosa si muove e sono le spazzatrici della Gema che ripuliscono la via di San Giuliano tra le vie 6 Aprile ed Etnea, mentre qualche difficoltà per le solite auto in divieto di sosta è stata registrata in piazza Manganelli e in via Monsignor Ventimiglia, strade in cui saranno necessari altri passaggi per completare la pulizia. E nelle prossime ore, sempre dalle 4 alle 10, è prevista la pulizia di Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, Corso Martiri della Libertà e Piazza Giovanni XXIII. Mazara del Vallo, perquisizione dei ROS in una residence alla ricerca di un nuovo rifugio di Messina Denaro e dunque di altri segreti. Una chiave ritrovata nell'auto sequestrata al boss apre il cancello di un condominio dove si pensa Messina Denaro sia stato in compagnia di Lorena Lancieri, una delle sue amanti condannata a 13 anni. Roberta Lunghi. Ci sono da scoprire molti segreti su Matteo Messina Denaro. Sono le parole del procuratore di Palermo e capo della direzione distrettuale antimafia Maurizio De Lucia, e alcuni di questi segreti sono forse collegati a una chiave ritrovata all'interno dell'auto che era stata sequestrata al boss all'interno di un garage di fronte al cosiddetto terzo covo di Campobello di Mazara, 5 giorni dopo la sua cattura avvenuta a Palermo il 16 gennaio 2023. Quella chiave apre il cancello di un condominio di Mazara del Vallo in via Castelvetrano 45C ed è lì che i carabinieri del ROS stanno effettuando perquisizioni negli appartamenti alla ricerca di un altro ipotetico covo. Di chiavi, infatti, nell'Alfa Romeo nera sequestrata gli investigatori ne hanno trovate altre. Resta da capire se una di queste possa girare la serratura di un appartamento o di un garage del condominio. Che Messina Denaro si spostasse spesso verso Mazara del Vallo si è scoperto grazie all'analisi del cellulare e alle telecamere di sorveglianza della zona che hanno svelato il passaggio proprio nei pressi del condominio, oggetto di perquisizioni, della Giulietta nera, del boss e dell'auto di una delle amanti. Tra le figure chiave per la sua vita e per la protezione della latitanza, Lorena Lancieri, la sua vivandiera, attualmente detenuta e condannata a 13 anni per mafia. La convinzione che Messina Denaro, morto all'Aquila il 25 settembre 2023, usasse conservare documenti e scritti di varia natura in luoghi diversi è ormai salda negli investigatori che adesso, dopo i tanti pizzini trovati su salute, annotazioni personali, nei covi di Campobello, a casa della sorella Rosalia, recentemente condannata a 14 anni, sono adesso alla ricerca di riscontri su affari e dunque su rendiconti di denaro. A distanza di 1 anno e mezzo dalla sua cattura sono 14 complici arrestati e le case sospette passate al setaccio, come le villette sul mare di Torretta Granitola, suggestivo luogo tra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo. Sono tante le chiavi da provare per aprire qualche porta, mentre le indagini proseguono serrate. Il crack è la nuova peste, parole dell'arcivescovo di Palermo Lorefice pronunciate durante il festino per Santa Rosalia. Eppure, mentre il presule parlava, nelle zone vicine i pusher spacciavano proprio il crack sotto gli occhi di tutti. Marco Gollà. Vi vogliono pupi dipendenti da manovrare per i loro perversi guadagni. Rimanete liberi con Rosalia. Parole forti, dure, quelle dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Il suo anatema durante la celebrazione del festino di Santa Rosalia si sperava potesse scuotere qualche coscienza e invece no. L'arcivescovo ha bacchettato anche la politica che poco ha fatto per fronteggiare l'emergenza. Mentre Lorefice parlava proprio nel perimetro del festino c'è chi però spacciava liberamente crack. A raccontarlo ai nostri microfoni è il papà di Giulio, giovane morto per overdose proprio da crack. Entrando a casa perché ero andato
andato anch'io al festino. La vucciria era piena di spacciatori, stavano facendo il loro lavoro di cedere la morte a giovani ragazzi. Eppure le forze dell'ordine presidiavano tutta la zona, ma nessun pusher è stato fermato o arrestato. È stata una cosa che mi è sembrata assolutamente paradossale e grottesca, che in tutte le traverse del centro storico erano presidiati alle forze di polizia, però alla vucciria stava accadendo questo così senza nessun pudore. Il crack è la nuova peste, ha più volte gridato l'arcivescovo Lorefice. È una peste molto silenziosa e insidiosa, perché allo Stato non si vede nulla, però è un fenomeno molto sotterraneo, molto nascosto, e purtroppo io penso che entro la fine dell'anno cominceremo a vedere dei risultati purtroppo nefasti. Giovani dediti allo smercio di cocaina. La Guardia di Finanza di Gela ha effettuato 3 arresti per traffico e detenzione di stupefacenti. Le indagini, dopo un sequestro di cocaina pronta per lo spaccio al dettaglio. Producevano documenti falsi per far ottenere il reddito di cittadinanza. I carabinieri di Monreale hanno messo ai domiciliari per truffa aggravata il gestore e una collaboratrice di un centro di assistenza fiscale, CAF, accusati di avere prodotto le attestazioni non veritiere, incassando 200 euro per ogni pratica falsificata. Sono 341 i percettori di reddito coinvolti. Hanno incassato complessivamente 2.400.000 euro. Un altro passo avanti verso la realizzazione del ponte sullo Stretto. L'Unione Europea impegna 25 milioni di euro per il completamento della rete dei treni. Soddisfatta la Lega, la sinistra parla di bluff. L'inviato Luca Siliberti. Il ponte che collega la Sicilia all'Europa passa dallo Stretto di Messina. La Commissione europea ha deliberato il cofinanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo per un importo di 25 milioni di euro, pari al 50% della quota prevista per la progettazione ferroviaria. Per il Ministero dei Trasporti si tratta di un riconoscimento importante sulla qualità dell'opera, di una scelta che consolida la proficua attività di dialogo avviata dal vicepresidente e ministro Salvini con la Commissione europea sin dall'inizio del suo mandato. Questo nuovo passo, questo nuovo finanziamento è la dimostrazione che si va avanti rapidamente e speditamente verso una opera che rimarrà negli annali ovviamente e che servirà effettivamente non soltanto alla Sicilia ma al meridione e all'Italia intera. Critica invece l'opposizione. Un altro imbroglio. Viene fatto un finanziamento, pensate, di ben 25 milioni di euro in un'opera di 14 miliardi di euro per realizzare il binario sul ponte che non si potrà fare. L'Unione Europea ha sostanzialmente contribuito a finanziare il binario ferroviario, ma non ha ancora avuto la possibilità di esaminare il progetto del ponte. In questi giorni i parlamentari europei siciliani sono impegnati a Strasburgo per la prima plenaria della nuova legislatura. Giovedì è prevista la votazione per eleggere il nuovo presidente della Commissione europea, con Ursula von der Leyen in pole position, ma i gruppi politici in questo momento sono in cerca di punti di incontro o di rottura che caratterizzeranno le prossime scelte dell'Unione. A Messina la tassa sui rifiuti diminuisce e anche di 1/3, questo grazie alla raccolta differenziata, ma soprattutto alla lotta agli evasori. Francesco Triolo. Anche il 33% in meno sulla bolletta Tari. Dopo anni di costi lievitati a dismisura per la gestione dei rifiuti, a Messina il Consiglio Comunale approva la nuova tassa che diminuisce per la prima volta dal 2013. I messinesi pagheranno di meno, grazie soprattutto al gran lavoro portato avanti per scovare le utenze fantasma, gli evasori ed i furbetti, un tasso di evasione stimato intorno al 40%. Quel motto, pagare tutti per pagare meno, lanciato un paio d'anni fa, adesso diventa realtà. Lo studio di contrasto all'evasione ha riguardato quasi 8.000 utenze domestiche, quasi 7.000 società e oltre 2.000 professionisti. Più di 38.000 gli accertamenti che Palazzo Zanca ha inviato soprattutto ad aziende e professionisti, avvocati, commercialisti, ordini professionali. Sono stati scoperti quasi 2 milioni di metri quadri in più di superfici commerciali che non erano state dichiarate. Gli uffici comunali hanno rilevato irregolarità per oltre 750 grandi utenze su un campione analizzato di circa 1.500 attività. In pratica la metà dichiarava meno metri quadri per pagare meno di spazzatura.
La Tari 2024 viene spalmata così su 119.000 utenze domestiche e 12.000 utenze non domestiche. Saranno però le famiglie a toccare con mano la riduzione, con una media del 30% in medio di costo in bolletta. Le attività commerciali, gli studi professionali e tutte le utenze non domestiche vedranno invece al massimo riduzioni che non superano il 3%. Un altro motivo per sorridere è la riduzione dei costi per il conferimento in discarica dell'indifferenziato. La chiusura della discarica di Lentina ha dirotto i rifiuti messinesi a Termini Imerese con un risparmio per Messina di quasi 1,5 milioni. Ad Agrigento una delle spiagge di San Leone è colma di detriti dopo i lavori di ripristino della pista ciclabile. La gente è indignata, costretta a fare il bagno fra i frantumi e la paura di farsi del male. Davide Sardo. Non sapevamo neanche fosse in queste condizioni, sinceramente. Non ci aspettavamo che ci fossero alberi che uscissero dalla sabbia, questo genere di cose. Ma è pericoloso fare il bagno qui in questo mare? Sì, molto pericoloso, è una vergogna avere una terra del genere e ritrovarci così. Chi mangia fa molliche, il problema è che quando finisce di mangiare non raccoglie le molliche. Ecco metaforicamente ciò che accade ad Agrigento, dove è ormai prassi consolidata nel tempo che quando si concludono dei lavori non si ripristina lo stato dei luoghi iniziale, rimuovendo materiali e detriti. Si tratta di lavori compresi e pagati nell'appalto, che a sua volta è pagato dai cittadini. Nessun organo preposto al rispetto dell'obbligo contrattuale interviene. Adesso tale regola di inciviltà e di strafottenza è stata appena confermata a San Leone, la frazione balneare di Agrigento, al Viale delle Dune, dove già da alcune settimane sono conclusi i lavori di recupero della pista ciclabile travolta dall'erosione marina. Sul posto vi sono ancora i guardrail scassati, i tronchi d'albero sradicati, altro materiale di risulta e finanche tubi di ferro sporgenti in acqua a rischio di gravi incidenti. Qui un cantiere è stato dismesso, un lavoro pubblico, non privato, e ci sarà stato sicuramente qualcuno che avrà certificato che i lavori sono stati svolti a regola d'arte. Invece vediamo guardrail abbandonati qui sugli scogli, rami lasciati in spiaggia, ferri che fuoriescono dal mare, dalla battigia e i bambini che giocano tutto intorno. Questo è un lavoro fatto male, ma soprattutto è un pericolo pubblico. Una testimonianza di mancanza di responsabilità e di incoscienza che ha tanto indignato l'opinione pubblica. Ai bagnanti si raccomanda attenzione. Questo in una delle spiagge di Agrigento, San Leone. Fumetti e solidarietà a Catania. 10.000 euro sono stati raccolti nell'asta di beneficenza del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Il tradizionale appuntamento con la solidarietà targato Etna Comics, grazie alle opere realizzate per l'occasione e donate dagli artisti che hanno partecipato alla manifestazione, anche quest'anno ha permesso di raccogliere una considerevole cifra, oltre 10.000 euro appunto, che è stata donata alla Locanda del Samaritano, una struttura che raccoglie le persone senza fissa dimora del territorio. Al Taormina Film Festival protagonisti l'amore e gli innamorati come eroi moderni dell'anteprima mondiale del film L'invenzione di noi due. La Sicilia intanto è sempre presente, in questo caso con un docufilm sulla storia del glorioso quotidiano L'Ora di Palermo. Roberta Lunghi. Questa è la storia di come mi sia riuscito di tramutare l'amore in cenere, poi la cenere di nuovo in amore. È come un funambolico passo a due, quello di Silvia D'Amico e Lino Guanciale nell'Invenzione di noi due, il film di Corrado Ceron, presentato in anteprima mondiale ieri al Taormina Film Festival, che proseguirà fino al 19 luglio. Nella storia l'amore di Milo e Nadia, nato su un banco di scuola, poi lo spegnersi del sentimento e la lotta per non perdersi, resta accesa e valida nel 2024 la figura di chi ama come un eroe moderno. Un piccolo grande eroismo quotidiano, quello di mettere al primo posto il rapporto in cui hai investito tutte quante le energie affettive e sentimentali della tua vita. Tra Hollywood e l'Italia, al Taormina Film Festival la Sicilia fa quasi da filo conduttore. Al Palazzo dei Congressi si ripercorre infatti la storia di un giornale, L'Ora, inchiostro contro piombo, per la sceneggiatura di Claudio Fava. Ci racconta un modo straordinario, assolutamente nuovo per l'epoca, alla fine degli anni 50, di fare giornalismo, non solo di fare giornalismo sulla mafia e contro la mafia, di fare giornalismo. La sera, al Teatro Antico, ha riservato 70 minuti di pura gioia ed emozioni con Veniamo a quel paese, il concerto con le musiche
musiche di Carlo Crivelli per i film di Ficarra e Picone, divertenti sul palco, suonate dall'Orchestra Sinfonica del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio gli ultimi movimenti di mercato delle siciliane. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci al calcio, il prossimo colpo di mercato del Palermo potrebbe essere un terzino sinistro. Manca solo la firma sul contratto per D'Andrea con il Catania. Con il club rossazzurro è interessato anche a Davide Merola. Domenica amichevole contro l'Assisi. Sergio Colosi. Il Palermo, che aprirà il campionato di Serie B con l'anticipo di venerdì 16 agosto a Brescia, come già avvenuto l'anno scorso a Bari, è sulle tracce di un terzino sinistro e nella lista si è aggiunto il cipriota Nicolas Ionnau in uscita dal Como. Allenamento personalizzato per gli ultimi arrivati Henry e Nicolau insieme a Ceccaroni per mettersi al passo con i compagni. Dopo il rinforzo in difesa del centrale Mario Ierardi, il Catania concentra le sue attenzioni di mercato sull'attacco. Per l'ufficialità di Filippo D'Andrea dal Cerignola è questione di ore, ma il club etneo insegue anche una punta centrale di livello assoluto. L'altro obiettivo è rappresentato dalle cessioni. In ritiro ci sono 30 calciatori, 34 sotto contratto e la lista in Serie C potrà contenerne 23, uno in meno dell'anno scorso. Il Taranto è in trattativa per Rapisarda, Welbeck e Bocic. Curado piace al Pescara e potrebbe rientrare nell'operazione che porterebbe in rossazzurro l'attaccante esterno Davide Merola. Domenica prossima alle 17:30 la squadra di Toscano disputerà un amichevole al degli Ulivi contro l'Assisi Calcio, promosso in prima categoria e di proprietà dell'ex presidente del Catania Riccardo Gaucci. Cresce la contestazione dei tifosi a Messina contro il presidente Sciotto. Il Foggia dell'ex direttore sportivo Roma è sul punto di assicurarsi 17 dei 41 gol dell'anno scorso. Dopo il prestito di Zunna, autore di 7 centri, è vicino Emmausso, cannoniere giallorosso con 10. Dopo 15 acquisti deve sottoporsi ad una cura dimagrante il Trapani, che ha appena rescisso il contratto con l'attaccante convitto. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.